Cala impietosamente il sipario sul prossimo futuro dell'Agregas. Con la nuova sconfitta interna subita con il coriaceo e reattivo Sant'Agata, si affievoliscono notevolmente le residue speranze di un sempre più improbabile coinvolgimento della squadra nella lotta per i play-out salvezza. Oramai la classifica parla chiaro. Adesso sono 5 punti di distacco dalla penultima posizione e ben 7 dalla terzultima per evitare la retrocessione diretta. Una sconfitta pesantissima, amara per le conseguenze che potranno registrarsi in settimana, specie dal punto di vista disciplinare. Infatti dal momento del rigore trasformato dal Sant'Agata al 92esimo si è sviluppata una mezza rissa in campo che ha costretto l'arbitro Gambacurta di Enna ad estrarre 3 rossi nei confronti di altrettanti calciatori in campo a Cregantini, un paio per proteste ed uno per fallo da ultimo uomo. Un vero disastro in tutti i sensi, ma ripartiamo dall'inizio, che aveva visto le due contendenti affrontarsi con giustificato timore, trattandosi di una gara dove i punti in palio erano davvero importanti ai fini della salvezza. Acregas subito davanti, che trovava la via della rete con Mudrischi al secondo e annullata per fuorigioco. Di grande combattimento a centrocampo e al 31esimo è proprio la compagine peloritana a passare in vantaggio. Tiro angolatissimo di Catalano dal limite dell'area e pallone nel sacco del portiere Dregan. Una doccia fredda per i calciatori biancazzurri che non si disuniscono e riescono a raggiungere il pari al 41esimo per un atterramento in area di Lofaso da parte di Perez. Dagli 11 metri realizza Mudrischi con un forte tiro. Secondo tempo ricco di cambi da ampio le parti e che vede subito il Sant'Agata all'arrempaggio nel tentativo di segnare il gol vittoria. La gara scorre con qualche sussulto e con il risultato in bilico sino al 90esimo. In pieno recupero la svolta al 92esimo, azione d'attacco del Sant'Agata con Faccetti trattenuta per la maglia da Gningue in piena aria mentre si accingeva al tiro finale. L'arbitro vede tutto ed indica il penalty ed espelle lo stesso calciatore cregantino. Trasforma lo stesso Faccetti e regala 3 punti pesantissimi alla propria squadra. Mentre la squadra ospite festeggia, succede un po' di parapiglia e vengono espulsi prima Tuccio e poi Locurto per proteste. Dopo tanta attesa si presenta in sala stampa il DG Graziano Strano che a nome della dirigenza rimasta e di tutti i collaboratori, compresa segreteria e ufficio stampa, ha voluto comunicare il disinteresse generale a continuare a collaborare. Ascoltiamolo in questo video realizzato in sala stampa. Buonasera a tutti, sono qui come sempre nel bene e nel male con Francesco Nobile, anima dell'Agregas pulsante, per dare un messaggio a tutta la tifoseria e a tutta la città. Noi dopo continui disagi variegati abbiamo deciso di dare una svolta dopo tante, non voglio accusare nessuno, vessazioni calcistiche, sia di terni arbitrali e varie altre cose. Oggi io mi sento in diritto di liberare tutto lo staff tecnico, credo che sia ben inteso che hanno manifestato questa voglia perché non ci sono i presupposti per continuare. Quindi noi abbiamo deciso per quanto riguarda alcuni personaggi, dal direttore sportivo Cammarata che è squalificato quindi non può parlare, mi faccio portavoce, dal qui presente Francesco Nobile, dal segretario Gaetano Di Caro. Farò dei nomi, quindi che sia ben chiaro che è un elenco perché sappiate che noi così non ci stiamo più. Quindi abbiamo deciso, no, stavo continuando, noi abbiamo famiglie, non possiamo rischiare di andare ad inguaiarci per le partite di calcio, sia come persone umane che come uomini. Siamo delle persone per bene, abbiamo sbagliato una stagione calcistica, ci sta, ma non possiamo compromettere
il nostro essere, la nostra salute e il nostro quieto vivere. Quindi chiedendo scusa a tutta la cittadinanza, bella, brutta, quelli che ci amano e quelli che ci odiano, oggi io mi sento in diritto di fare il portavoce per, ripeto, Francesco Nobile, Gaetano Di Caro, Davide Sardo, direttore Giuseppe Cammarata, Maurizio Capraro, tutti i collaboratori, vedi come si chiama, Flavio Bellomo, noi ci dimettiamo, noi non abbiamo più intenzione di continuare, e quindi poi se ci sarà da parte della proprietà la voglia di continuare, a noi non sta bene, perché il nostro desiderio a questo punto, per come si stanno cambiando le cose, è ritirare la squadra, ma non sta a me e non sta a tutti quanti noi, però noi non ci sentiamo più partecipi per questo progetto, quindi saranno le istituzioni, sarà la proprietà a parlare con chi di dovere per un futuro dell'Agragas, che noi da questo momento in poi ci disimpegniamo, perché non è giusto, non è umano, per quello che abbiamo passato in questi 6 mesi insieme, piangendo, solo piangendo, mai ridendo. Quindi oggi ho dovuto assistere a degli sfoghi umani del qui presente Francesco, di Maurizio Capraro, che amano questa città, amano questi colori. Sicuramente io purtroppo devo fare il portavoce di loro, però Ciccio, da tifoso primario e da collaboratore tecnico, dirà anche la sua. Ripeto, Maurizio Capraro e tutti quanti noi, da oggi non ci disimpegniamo, siamo emozionati, non ci disimpegniamo, ma non intendiamo più andare avanti, non ci sono i presupposti per andare avanti, perché abbiamo subito delle situazioni al di là del lascia perdere gli aspetti economici che vanno oltre. Ora passo la parola a Ciccio Nobile che vuole chiudere questo nostro comunicato, purtroppo col cuore in mano. Niente, voi sapete tutti, nel 2018 questa squadra l'ho fatto io, oggi è come perdere un figlio, per me, per Maurizio, per Gaetano, che abbiamo costruito questa casa. Però è giusto nei confronti dei tifosi, di tutti noi, della città, che stacchiamo la spina, perché non possiamo rischiare alla domenica di venire per divertirci e rischiare di cose brutte, perché oggi si è visto tutto, come altre partite, e così più avanti si va, più rischiamo cose serie, e noi non siamo, almeno questi che ha detto Graziano, non siamo più propensi a continuare. Perciò chiedo scusa, chiediamo scusa a tutti i tifosi, non è resa quella nostra, perché noi c'eravamo quando si vinceva e c'eravamo quando si perdeva, siamo abituati a vincere e siamo abituati a perdere, ma proprio oggi si è arrivato il colmo. Grazie al direttore di gara, dico scusa a tutti i ragazzi, ma non ce la sentiamo più di proseguire. Questo sembrerebbe una resa, ma è un atto d'amore, perché so l'amore che questi uomini hanno dimostrato, Ciccio, Gaetano, però francamente io da nuovo giugintano, per tanti motivi anche di vita privata, mi sento in diritto di tutelarci, ci dobbiamo tutelare, perché qua al di là delle vessazioni che sono state e sono avvenute dai signori con la giacchetta nera, adesso anche gialla e anche di altri colori, Agrigento non si merita questo comportamento, e noi non siamo in grado di poter contrabbattere, perché non gli hanno permesso neanche di poter dire una parola quando tutto era sotto gli occhi di tutti. Io poco fa mi sono dimenticato a Ballassaro, che è stato uno che, e lo ringrazio sempre, abbiamo Baldo. Scusami Baldo. E vederlo oggi soffrire così
che umanamente è una persona che fa bene a tutti. Dico, siamo proprio arrivati. Lasciate stare me che posso essere impulsivo, ma una persona educata e pulita come lui, che sono i figli suoi giocatori, si è arrivato proprio al colmo. Dico di nuovo scusate e chiedo scusa alla città e a tutti, ma me ne vado.